Regione Veneto e associazioni regionali di categoria hanno firmato a Palazzo Balbi la convenzione che istituisce un unico marchio regionale per i settori turistico e agroalimentare veneti. Promotore dell'iniziativa è il vicepresidente di Regione Veneto Franco Manzato, che ci spiega di che cosa si tratta. La firma di questo protocollo che significa che tutto il sistema turistico ricettivo del Veneto utilizzerà i prodotti agroalimentari del Veneto nelle proprie strutture, quindi un connubio molto forte tra i prodotti di altissima qualità del Veneto all'interno delle strutture ricettive. Un aiuto che il sistema turistico darà al sistema agroalimentare non solamente per la qualità dei prodotti ma anche per la possibilità di vendere questi prodotti nel sistema ricettivo del Veneto turistico, che ricordo è la prima macchina economica del Veneto con 12 miliardi di volume d'affari all'anno. Il presidente di Regione Veneto Giancarlo Galan sottolinea l'importanza del marchio regionale. Quando qualcuno ha da vendere un valore aggiunto, rende riconoscibile questo valore aggiunto attraverso un marchio. Ce l'hanno tutte le grandi aziende, chi ha un qualcosa lo pubblicizza e noi l'abbiamo fatto perché il Veneto ha davvero qualcosa in più da vendere, da far conoscere alla gente di tutto il mondo. E quindi il marchio serve anche a questo, a rendere riconoscibile un prodotto, un'attività, un qualcosa che il mondo dimostra di apprezzare. Presenti alla firma una ventina di associazioni del comparto turistico e agroalimentare. Cronache Trevigiane ha raccolto le riflessioni di Marco Michieli, presidente Federalberghi Veneto, Valentino Bosco, vicepresidente di Coldiretti Veneto e Terenzio Borga, presidente di Aprolab. Il fatto di uscire con un marchio comune, che sarà lo stesso marchio con il quale verrà fatta la promozione di quel che riguarda il mondo del turismo, la promozione di quel che riguarda il mondo della produzione dell'agricoltura, speriamo appunto anche quella industriale successivamente, significa affermare un'identità veneta, non intesa in puro senso di rivendicazione regionale, ma intesa nel senso di qualità del prodotto. Sicuramente è una bella cosa, perché mettere un ombrello e perciò garantire le produzioni per noi è un vantaggio in più. È un percorso che noi abbiamo iniziato da anni, con l'esperienza del chilometro zero. Oggi la Regione, l'istituzione viene veramente a premiare questo lavoro che abbiamo fatto negli anni. Può essere un'opportunità, qua vuol dire che effettivamente potrà esaltare tutte le aziende che lavorano, producono un prodotto veneto. Questo marchio sicuramente andrà a rafforzare questo sistema che stiamo cercando di creare per promuovere, per far conoscere e per tentare di mettere nella grande distribuzione, nelle strutture ricettive, le nostre produzioni che non hanno uguali nel mondo. Turismo e agroalimentare veneto, qualità da oggi certificata sotto un unico prestigioso marchio. Ed eccoci di nuovo in questo studio ideale che vi sta parlando di tradizione e di innovazione in agricoltura. Siamo con Pierluigi Navarotto dell'Università, professore all'Università degli Studi di Milano, che ha progettato questo impianto di biogas. Allora, grazie ovviamente per questa testimonianza, ma professore, ci può dare una scheda tecnica allora di questo impianto? Sì, l'impianto è stato studiato per trattare circa una quarantina di tonnellate al giorno di effluenti zootecnici, quindi di liquami e di letami, diciamo di azioni pagliose, e di una trentina di tonnellate di biomassa vegetale, tipicamente silomais. Questi prodotti inseriti nei digestori, che sono due digestori primari, quindi praticamente l'impianto è costituito da due linee di fermentazione parallele, ognuna costituita appunto da un primario e da un secondario. Alla fine questo materiale che va incontro alla digestione anaerobica arriva a produrre biogas sufficiente per far funzionare un cogeneratore che produce circa 1000 kW ogni ora di energia elettrica. Fa bisogno, diciamo, di 2000 famiglie circa, in un anno? Circa, fa bisogno di 2000 famiglie dal punto di vista dell'energia consumata, ma quello che è anche interessante è l'aspetto relativo alla CO2 evitata. No? Oggi siamo in un momento di tanta preoccupazione per i gas clima alteranti e quindi evitare della CO2 è importante. Prima faceva degli esempi, risparmiamo come quantità di camion, non so cosa... Sì, come circa 1300 autovetture che percorrono 20.000 km all'anno. Allora io la ringrazio davvero del suo intervento, grazie professore. Noi ci fermiamo qui, un piccolo break e poi di nuovo tante cronache trevigiane. A tra poco.
Sappiamo che le somiglianze spesso non sono evidenti. Noi e i nostri clienti ci assomigliamo da sempre. Perché siamo cresciuti negli stessi luoghi, perché parliamo la stessa lingua, perché abbiamo gli stessi valori, perché sappiamo guardare avanti. Siamo con te perché siamo come te.